amici, a un pizzico di Radio Chef anche oggi siamo pronti a raccontarvi non solo ricette e consigli, ma gli appuntamenti sul territorio da non perdere assolutamente. Oggi vi portiamo nella bellissima cornice di San Daniele del Friuli a scoprire proprio le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, ma soprattutto parliamo ovviamente del prosciutto di San Daniele con il consorzio proprio del prosciutto di San Daniele. L'appuntamento che quest'anno si allarga, la promozione anche dei prodotti enogastronomici regionali con tanti eventi itineranti, si terrà dal 26 al 29 agosto a San Daniele del Friuli per la festa del prosciutto nella sua nuova formula, quest'anno allargata, e poi dal 22 al 31 agosto ci saranno gli eventi itineranti lungo la strada del vino e dei sapori. Ma non voglio essere io a raccontarvi di più, perché con noi abbiamo con grande piacere Nicola Sivillotti, responsabile delle relazioni pubbliche e della comunicazione del consorzio del prosciutto di San Daniele. Allora, buongiorno Nicola, ben ritrovato. Buongiorno, grazie. E allora ti vediamo davanti al logo del consorzio del prosciutto di San Daniele, protagonista di questa festa. Già basta nominarlo perché venga voglia di non perdere questo appuntamento a San Daniele del Friuli. Sì, ormai manca pochissimo alla 36esima edizione della festa del prosciutto di San Daniele, aria di festa, che nel 2022 in questa collocazione particolare di fine agosto rispetto al solito mese di giugno trova una denominazione particolare che è Aria di Friuli Venezia Giulia, proprio perché in questa nuova edizione del 2022 non solo il prosciutto di San Daniele e la festa del prosciutto proprio nella località di San Daniele del Friuli, ma anche una promozione enogastronomica e enoturistica allargata a tutti i territori della nostra regione. Quindi in questa nuova formula, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e il Promoturismo, è stata aperta la manifestazione e raccontata anche nei 6 territori dell'itinerario della strada del vino e dei sapori della nostra regione, promuovendo così anche altre ricchezze non solo gastronomiche ma anche raccontando i territori. È partita lo scorso lunedì questa versione itinerante con l'appuntamento alla montagna, proseguirà fino a oggi per poi sospendersi per la festa proprio a San Daniele, quindi da venerdì 26 a lunedì 29 agosto, e riprenderà poi gli ultimi 2 giorni del mese per concludere questo tour lungo i territori dal mare alla montagna della nostra regione. Un programma veramente molto ricco, tra l'altro saranno proprio tanti gli appuntamenti anche di questa 4 giorni a San Daniele del Friuli, oltre a quelli che come hai nominato tu della strada del vino e dei sapori. A partire da domani venerdì 26 e fino a lunedì 29 tantissimi laboratori che ci porteranno alla scoperta, alla degustazione e la conoscenza del prosciutto, che verrà poi abbinato ai vini, ma non solo. Sì, la festa del prosciutto di San Daniele è l'occasione per celebrare il San Daniele DOP nel suo territorio d'origine, proprio qui nella città in cui viene stagionato e lavorato dai 31 prosciuttifici aderenti al consorzio. E proprio per l'occasione, come in tutte le precedenti edizioni della manifestazione, è importante raccontare il prosciutto di San Daniele, le sue caratteristiche, le sue qualità, i suoi profumi, i suoi aromi, con degustazioni guidate, con analisi sensoriali accompagnate dagli esperti del consorzio, dove l'abbinamento Friuli Venezia Giulia e gli altri prodotti enogastronomici, ma anche abbinamenti più particolari come le birre o masterclass dedicate al taglio, fanno sì che ci sia un programma di attività ed educational che possa accogliere l'interesse degli ospiti e dei visitatori, appunto per approfondire la propria conoscenza sul prosciutto di San Daniele. Saranno oltre 45 le attività formative e di divulgazione che si svolgeranno nei 4 giorni qua a San Daniele, sia negli spazi allestiti appunto nel centro storico, ma anche corredati poi da degustazioni dedicate ai prodotti del Friuli Venezia Giulia. Poi insomma l'hai detto anche tu, queste visite guidate agli stabilimenti produttivi che proprio ci fanno conoscere anche qual è il processo produttivo e quanta attenzione viene appunto data a questo prodotto così importante per la nostra regione intera. Ma ci sarà anche l'opportunità proprio di conoscere meglio San Daniele del Friuli. Non mancheranno infatti dei tour con visite guidate alla città e all'antica biblioteca Splendor, ma non mancheranno nemmeno tantissimi appuntamenti poi per conoscere proprio tutto il territorio anche nei dintorni e per tutte le famiglie, bambini, insomma veramente per un pubblico vasto. Sì, le attività sono molteplici, i punti principali della manifestazione, come detto, sono i laboratori
gli educational sul prodotto, che si accompagnano alle visite guidate negli stabilimenti produttivi. Come accennavi, sono numerose le aziende che aprono le porte dei prosciuttifici proprio per raccontare la lavorazione del San Daniele, il processo produttivo, e per raccontare quel saper fare che da tradizione viene custodita di anno in anno, di tradizione in tradizione, di famiglia in famiglia, il saper fare, il saper stagionare e lavorare il prosciutto di San Daniele. Sono gli elementi base della produzione e vengono raccontati così dai nostri produttori, che in questi 4 giorni raccontano e aprono le porte dei loro stabilimenti. A questo sicuramente la visita alla città di San Daniele del Friuli, perché comunque oltre il prosciutto è una bellissima località da scoprire con tantissime ricchezze culturali, storiche e artistiche, per cui durante la festa ci sono le possibilità, le visite guidate proprio nel centro storico, le attività outdoor possono raccontare e permettere di far vivere a tutti i visitatori delle vere e proprie esperienze del territorio del Friuli Collinare e del fiume Tagliamento, per cui ci permette di raccontare anche il territorio intorno alla città di San Daniele. Ma le iniziative sono molteplici, ci sono i picnic che permetteranno di vivere nella splendida cornice di Villa Seravallo una serata particolare il sabato e la domenica con il proprio cestino su questo prato allestito per l'occasione, così come un importante punto della terrazza Splendor sarà quello dell'Enoteca regionale, che promuoverà i vini bianchi del Friuli Venezia Giulia insieme ai vini rossi, le bollicine accompagnate al prosciutto di San Daniele e al formaggio Montasio. E le iniziative poi per i più piccoli non mancheranno, gli intrattenimenti musicali e le attività per i bambini riempiranno il programma, che comunque è molto ricco, e da venerdì sera alle 18, quando sarà inaugurata la manifestazione, sino a lunedì sera sarà possibile vivere nella città di San Daniele. Ci saremo anche noi domani sera e poi vi racconteremo tanti dettagli di questi appuntamenti, approfondiremo tutte le attività che verranno svolte in questi giorni, parleremo anche proprio del prosciutto di San Daniele e vi sveleremo tanti modi per gustarlo. Tu come lo preferisci invece, Nicola? Sarei di parte, però diciamo che il prosciutto di San Daniele di per sé ha il vantaggio di essere un prodotto che può essere consumato così, nella sua naturalezza. Una fetta di pane, un grissino è l'abbinamento perfetto. Se poi si sposa accanto un vino bianco friulano non troppo aromatico, ci permette di avere subito un aperitivo completo che rappresenta perfettamente il Friuli Venezia Giulia, racconta il nostro territorio, non solo qua a San Daniele, ma sicuramente anche in Italia e nel mondo. Quindi diciamo che l'occasione della festa del prosciutto di San Daniele di questo fine settimana è un'occasione, insomma, per conoscere meglio questo prodotto, viverlo, proprio perché il prosciutto di San Daniele è un elemento che crea convivialità, crea incontro e crea relazioni fra le persone. Dopo 2 anni di stop per la pandemia, insomma, per tutti i fatti noti, anche la città di San Daniele è pronta a rivivere il suo centro e le sue attività con la festa del prosciutto. Quindi aspettiamo tutti gli ascoltatori questo appuntamento da venerdì 26 a lunedì 29 agosto. Nicola, grazie, noi ve lo racconteremo nel miglior modo possibile. Ringraziamo anche la nostra regia, perché chi ci ha seguito in diretta video, il nostro Igor da Milano, ha proposto tutte le sezioni del sito dove si trovano tutte le informazioni, la piantina dell'evento, tutte le attività proposte, molto altro. Potete trovarle sul sito eventi.prosciuttosandaniele.it, ma anche naturalmente sul sito di Turismo FVG per tutte le informazioni, anche sugli appuntamenti della Strada del Vino e dei Sapori, per conoscere il prosciutto di San Daniele, grandissimo protagonista, assieme a altri prodotti DOP del territorio regionale, a marchio anche Io Sono Friuli Venezia Giulia, proprio per entrare nel cuore delle bontà e delle eccellenze del nostro territorio. Nicola, noi ti ringraziamo per essere stato con noi. Grazie mille a voi. Ci ritroviamo proprio domani. Con piacere, vi aspettiamo a San Daniele per i prossimi giorni. Ci vediamo a San Daniele del Friuli e non mancate questa meravigliosa aria di Friuli Venezia Giulia. Ciao Nicola, grazie. Buona giornata, grazie. Noi invece vi aspettiamo un pizzico di Radio Chef domani, sempre alla solita ora. Vi porteremo a fare la spesa, qual è la spesa di questo periodo di fine agosto, ma vi racconteremo ancora di più proprio sul prosciutto, qualche curiosità, come appunto degustarlo al meglio, e poi tantissime novità e soprattutto le vostre ricette che potete continuare a scriverci a radiochef@radio.0.it o via WhatsApp al 338 611 6060. Buona giornata a tutti da un pizzico di Radio Chef. Un pizzico.